buongiorno a tutti, bentornati. Lì abbiamo... Recording in progress. Per piacere, premi l'ok, attiva quella roba là. Ecco. Allora, vi dirò che è un po' difficile cominciare stamattina perché stiamo parlando di come si convive con qualche cosa che è difficile sostenere e gli eventi recentissimi, le cose che stanno terrificanti che stanno succedendo in Israele e in Palestina veramente lasciano senza parole perché veramente sono senza parole perché c'è un sacco di gente morta, gente portata via, ci sono lutti anche a persone vicine a noi qui, quindi ecco. Allora, comunque andiamo avanti perché credo che ciò di cui parliamo in realtà ci serva anche a fare i conti, almeno nei limiti del possibile, con tutta la realtà, anche cose di questo genere, soprattutto forse situazioni come quelle che stanno succedendo chiamano in campo la messa in gioco dei processi di difesa e di sopravvivenza al pericolo e al dolore di cui stiamo parlando. Allora, stamattina, come è stato preannunciato, ci sarà uno scambio di opinioni tra loro che hanno fatto le relazioni ieri mattina. Quello che abbiamo pensato è di dedicare tanto tempo a questo scambio e tanto tempo alla discussione successiva. Per cui adesso ciascuno di loro avrà un ampio tempo, faremo un primo giro di 10 minuti e ognuno si prenderà il tempo che crede, però ha a disposizione anche un tempo ampio, in modo da poter sentire ciascuno di loro per un tempo che desidererà, ma volendo ampio, e poi di nuovo ciascuno di loro potrà dire la sua. Poi faremo una pausa e quindi cercheremo di stare un po' nei tempi, sì da avere di nuovo un tempo sufficiente per riaprire il dibattito tra tutti. Ovviamente anche coloro che sono intervenuti ieri pomeriggio, o perché hanno desiderio o perché chiamati in causa, poi diranno se credono la loro. Allora, cominciamo subito senza perdere ulteriore tempo. L'idea è di cominciare da Maurizio Balsamo, poi lei, poi lui. Io non c'entro, io faccio solo gli onori di casa, sono al centro ma non c'entro. Quindi subito allora la parola a Maurizio. Grazie Patrizio. È acceso, sì. Speravo che tu gettassi un granello di sabbia su cui costruire una nevrosi almeno. E il granello di sabbia, come dire, entra a pieno titolo nelle discussioni che stiamo facendo, perché in qualche modo poni il problema dell'irruzione della storia, dell'irruzione dell'evento, dell'irruzione del trauma nella vita individuale e nella vita collettiva, con tutte le questioni che in qualche modo si pongono a partire da questa irruzione. Vale la pena, perché no, di ricordare qui il seminario 11 di Lacan sulla distinzione fra automaton e Tücke, cioè fra una dimensione, come dire, possiamo chiamarla così, di desensibilizzazione, no? Di protezione rispetto all'evento nel suo automatismo, nella sua dimensione ripetitiva, e l'incontro con un reale che invece mette in scacco i processi di ripetizione stessi.
Credo che da questo punto di vista il tema triplice del diniego, illusione e speranza sia centrale. Perché? Perché, come abbiamo visto da molte relazioni, intanto la questione del diniego si amplia enormemente dalla sua dimensione psicopatologica più netta, più chiara, più esplicita, a invece una dimensione strutturale dell'apparato psichico. Ricordo solo come nota a piedi pagina che Laplanche e Pontalis nel dizionario di psicoanalisi, a proposito del diniego della differenza dei sessi e della castrazione paterna, ponevano questo rifiuto della realtà percettiva forse non soltanto come un elemento appunto psicopatologico, ma come un elemento strutturale, fondativo dello psichismo, intendendo con ciò che in qualche modo la struttura dell'umano si fonda e si istituisce a partire da un dire no, da una delimitazione di un certo tipo. Il problema, come sappiamo, sta tutto in questi tipi di delimitazione. Vi ricordo che André Green ha incluso nel suo lavoro del negativo tutti i fenomeni, tutti i meccanismi grazie ai quali il soggetto riesce a proteggersi dalla realtà, e cioè la rimozione, la forclusione, il diniego, la negazione, nei termini appunto concettuali del lavoro del negativo. Credo che da questo punto di vista, quindi diciamo indicando all'interno di una grande categoria, quella del negativo, una serie di meccanismi di varia natura, di varia forza, di varia entità, potremmo dire. Ma questo che implica? Implica che in qualche modo, e questo credo sia stato detto ampiamente nelle varie relazioni, nei vari interventi, che non possiamo pensare né in rapporto con la realtà né in rapporto con la nostra esperienza psichica senza la presa in carico del negativo. Questo è il primo punto. È un problema di enorme portata che ovviamente implica sia il riconoscimento della complessità di questo aspetto, sia il meccanismo di protezione dal riconoscimento di questo aspetto. Enrico Mangini ieri parlava del diniego di Freud a proposito del caso dell'uomo dei lupi. Varrebbe la pena di ricordare una cosa importante. Quando Freud cita il celebre verso goetheano ciò che è ereditato dai padri riconquistalo se vuoi possederlo davvero, che è un verso sulla questione della trasmissibilità e della ricezione, con gli enormi problemi che trasmissione e ricezione comporta, nel senso che dobbiamo considerare come evidente la trasmissione come ciò che si dispone in qualche modo all'accoglimento da parte del ricevente, da parte del testimone, e dunque già la trasmissione stessa, per poter essere accolta, deve incamerare, inglobare, iscrivere in se stessa l'operazione di tradizione, traduzione, di tradizione, tradimento. E questo si congiunge un po' alle questioni che Lorena citava a proposito del brano di Benjamin. In qualche modo la storia che ci è trasmessa, per essere davvero ricevuta, deve contenere in sé una dimensione di negativo. Cioè deve contenere, come diceva Benjamin, una debole forza messianica. La debole forza messianica implica che c'è una qualche fragilità nella trasmissione affinché essa venga accolta. Da questo punto di vista, dalla parte del ricevente, ovviamente è altrettanto necessario un lavoro di appropriazione, un lavoro di trascrizione, un lavoro di traduzione e ricezione. Da questo punto di vista amplierei la domanda, per esempio, che aveva fatto Gemma Zontini sulla questione dell'appropriazione, osservando che ovviamente ciò che caratterizza l'emprise, l'impossessamento nella dimensione patologica del diniego è piuttosto lo slegamento tra pulsione di impossessamento e soddisfazione, che invece è centrale in qualunque attività umana e ovviamente anche nella ricezione e della trasmissione. Faccio però osservare, riprendendo appunto lo spunto del diniego freudiano, che Freud nel citare questo celebre verso fa un'amputazione, e l'amputazione è della frase finale: ciò che non giova è un carico pesante, così dice il verso completo di Goethe.
Quindi Freud cita continuamente il verso di Goethe amputandone una parte, amputandone il negativo della dimensione trasmissiva. È interessante che questa questione è stata analizzata, non a caso, da Janine Altunian in un libro che si chiama Survivance, sopravvivenza, a proposito della questione della trasmissibilità e della pensabilità del genocidio, in quel caso il genocidio armeno, ma è evidente all'interno della questione del trauma. Che cosa indicano tutti questi problemi? Indicano ovviamente che, come abbiamo detto, la dimensione del diniego occupa un campo centrale, un'estensione, un territorio che va da un luogo all'altro dello psichico, da un'organizzazione all'altra dello psichico. E d'altra parte, guardate, se teniamo in conto l'esplorazione freudiana del concetto di diniego, vediamo bene che Freud parte da una commistione, potremmo dire, da una vicinanza, da una prossimità del termine di diniego a quello di rimozione, negli studi sull'isteria per esempio, e procede man mano a una complessizzazione. Ovviamente insisto ancora sul caso dell'uomo dei lupi, perché quello è il momento centrale della svolta teorica rispetto al problema del diniego, anche se il termine non viene mai citato nel testo. Però è evidente che il caso dell'uomo dei lupi apre già quella prospettiva di cui ieri stessi abbiamo parlato un po' tutti, e cioè che faremo un errore nel considerare la realtà psichica, sia nel positivo sia nel negativo, nella sua totalità apparente. Cosa ci dice Freud nel caso dell'uomo dei lupi? Che l'uomo dei lupi è attraversato da più correnti psichiche, che c'è una corrente psichica che respinge, rigetta la castrazione, c'è un'altra corrente psichica che riconosce la castrazione, ma aggiunge Freud, questa stessa corrente psichica si divide in due, una corrente che riconosce la castrazione e un'altra che ne ha orrore. Come vedete, già l'operazione freudiana rispetto alla questione del diniego apre, disarticola l'apparente unità del concetto, mostrando come all'interno di uno stesso funzionamento psichico si articolano differenti strategie operative che sono state d'altra parte elencate in vari interventi. Anche Patrizia Paiola citava la questione degli elementi discreti, degli elementi contraddittori su cui intervenire. Allora, la questione terza, su cui vorrei spendere una parola, proprio per non occupare tutta la tavola rotonda, è la questione del ritorno dello psichico. Allora, noi siamo abituati giustamente a considerare il ritorno dello psichico all'interno dei meccanismi nevrotici, per esempio il ritorno del rimosso, ma dobbiamo considerare ovviamente che lo psichico cerca di fare ritorno in tutte le modalità operative a cui è sottoposto, a cui è soggetto. Questo vale per la scissione e vale allo stesso modo per il diniego. Cioè, in altri termini, ogni concetto operativo, ogni meccanismo di difesa, ogni operazione psichica ha una sua storia. Questo è il punto fondamentale. Se il meccanismo psichico ha una sua storia, questo significa, per fare un esempio, che lo stesso concetto greeniano di rappresentazione dell'assenza di rappresentazione dovrebbe essere preso non soltanto nella sua dimensione sincronica, cioè la rappresentazione che rappresenta il buco, ma anche la rappresentazione che nella sua storia, nel suo après-coup, rappresenta il processo operativo che ha portato a quel medesimo risultato. Allora, in che termini la questione del ritorno del diniego si pone? Si pone in questo modo, almeno in due testi fondamentali. Il testo, per esempio, del 1904, Disturbo di memoria di un'Acropoli, sull'Acropoli. Che cosa dice Freud in quel testo? Dice che il diniego dell'Acropoli, il diniego della percezione, in realtà il diniego è la traccia, potremmo dire, la riapparizione, nei termini warburgiani, Nachleben, la sopravvivenza e il ritorno di un diniego più antico avvenuto in illo tempore, avvenuto ai tempi del liceo. Allora, qui già si vede la storia, la storicità della funzione del diniego. Qualcosa è denegato oggi, ma in realtà è la traccia di un diniego più antico. Ne parlava ieri Semi a proposito del diniego del fascismo attuale come risultato di un diniego più antico, per esempio. E allo stesso tempo potremmo dire tutta la questione posta da Lorena sui fantasmi autogenerativi, che cosa sono se non un tentativo di evitare il ritorno dello psichico e cercare di operare una barratura completa.
L'altro grande testo in cui Freud pone il tema del ritorno è ovviamente Costruzioni in analisi, dove Freud, vi ricordo, pone la questione delle dimensioni deliranti come un tentativo di ritorno dalla realtà storica, ma aggiunge una cosa fondamentale, e aggiunge che il diniego della realtà presente, dice Freud, è in realtà il diniego di una realtà storica più antica. Qui il tema del doppio diniego, il tema del ritorno del diniego nella sua operatività ritorna, ma è interessante una cosa, che nello stesso testo di Costruzione in analisi, Freud in 2 paragrafi successivi utilizza 2 espressioni diverse. Nella prima il diniego è il ritorno di un diniego più antico, nel paragrafo successivo dice il diniego è il ritorno di una rimozione più antica. Questa ambivalenza concettuale rende conto in qualche modo della difficoltà anche freudiana di situare la specificità del meccanismo di diniego, ma allo stesso tempo riapre la questione dell'estensione del campo concettuale del diniego, che va, diciamo, da una strutturazione psichica fondamentale dell'essere umano fino alle espressioni più psicopatologiche. Per ora va bene così, direi. Saltiamo me perché mi pare che non sono adesso corredata su questa, correlata a questa roba. Secondo me ci sta bene, sì. Ci sta bene Alberto. Grazie. Sì, poi con Maurizio abbiamo questa strana sintonia, linguaggi diversi ma tensioni molto simili. Io volevo riprendere intanto questa cosa delle diverse aperture di senso del diniego, diverse aperture di senso da meccanismo di difesa a meccanismo attraverso il quale, come con tutti gli altri meccanismi di difesa, costruiamo il nostro adattamento alla realtà, al dire di no. In questo avrei interpellato Maurizio, che ha pubblicato un numero di Psiche sul dire di no. Allora, che in qualche modo non è un diniego, o forse ha bisogno di certe quote di diniego per potersi esprimere, o forse ha bisogno di quelle che Lorena nel suo lavoro ha nominato, un terreno funzionalmente vergine dove trapiantare l'illusione. Quindi c'è bisogno di un diniego proprio come spoliazione del panorama per poter impiantare qualcosa che ancora non si sa. Allora a questo livello mi chiedevo, ieri Semi diceva i giovani sono senza desideri per come si presentano a noi, salvo forse quello evacuativo, di evacuare l'ansia, di cui invece sono strapieni quelli che vengono da noi. Allora appunto mi chiedevo se questo apparire, intanto se i desideri di cui sembrano privi sono quelli che a noi paiono tali e per loro sono robe diverse, che noi manco ci immaginiamo, come la paziente di cui ci ha mostrato il film ieri Lorena. Mi chiedevo appunto se questo, come sospensione dei desideri, nella quale sembrano precipitare per un po' di tempo i più giovani soprattutto, non sia proprio questo, fare un terreno vergine nel quale veder germogliare qualcosa di proprio, anche se non si sa cosa possa essere. Io ho l'impressione di una paura di intrusione da parte degli adulti pazzesca. Mi ricordo Jacopo, un ragazzino di 20 anni che ne dimostrava 12 peraltro, che era venuto spinto dai genitori perché non erano soddisfatti di lui, eccetera, eccetera, con cui ho fatto qualche seduta prima che lui scappasse, ma appena io aprivo bocca, non parlare, perché se tu parli mi aggiungi delle cose e mi metti in ansia. Oppure ve l'ho già detta questa, la telefonata che ho ricevuto da un tizio chiamato Teomat. Dice, sono Teomat, vorrei un colloquio. Dico, e come ti chiami? Insomma, non mi ricordo come gli ho detto. Teomat, vabbè. Arriva, piacere Teomat. E mi ha dato il nickname e non mi ha dato altro. Cioè, sottraggono perfino il nome. Dov'è la Masina? No, perché lei aveva fatto un bellissimo esempio di un paziente con la valigia che non voleva dire neanche il nome. Allora, credo che ci sia, e qui sarebbe da interrogare in che modo la trasmissione da parte nostra, delle nostre generazioni,
ha funzionato, in che modo questo cambio della famiglia, in che modo il coinvolgimento materno del padre, insomma tutte queste cose che hanno acuito, mi pare, questa... Vabbè, uno dei desideri che io intravedo nei giovani, e come dicevo l'altro giorno, che poi sarebbe ieri, quello di connessione, ma non intendevo connessione via internet, proprio un desiderio di sentirsi connessi, un po' come la scena che ci ha descritto Alberto sul campanile di San Marco, cioè essere insieme nella stessa prospettiva, a godere insieme di un oggetto comune. Questa è una connessione, secondo me, che loro valorizzano, mi dispiace dire loro dei giovani che sono 100.000 robe diverse, ma insomma, valorizzano tantissimo, mentre noi un po' meno. Allora mi sembra che sia una modalità, infatti io spesso, ieri l'ho evitato, parlo di connessione oceanica, perché è quella roba lì. È la connessione oceanica per cui Freud, che non era d'accordo sulla connessione oceanica, eccetera, scriveva a Romain Rolland: non ho mai sentito come per voi questo trasporto e questa sintonia, virgola, al di là di tutte le nostre differenze. Cioè non era nemmeno descritta da Freud come una cosa fusionale, ma una cosa al di là di tutte le nostre differenze, ben percepite. Allora la connessione non riguarda tanto il come siamo noi, se siamo uguali o separati o diversi, eccetera, ma l'avere un oggetto di interesse comune. Io questo lo trovo straordinario. Come emozioni consensuali, ma non sulla relazione, ma su un terzo. Sì, questo oggetto comune. Ah beh, certo. No, e questo mi ricorda l'altro aspetto, e poi chiudo, che questa connessione oceanica, chi ci aiuta a distinguerla dall'identificazione a massa? Cioè è come un giro, infatti mi ricordo quando avevamo scritto L'ulare con i lupi, con Eugenio, avevamo concepito il libro come un giro, perché tu puoi leggerlo dalla fine e tornare indietro, perché la connessione oceanica è questa roba che ho cercato di descrivere. Immaginate la scena di Alberto sul campanile di San Marco, e l'identificazione a massa. L'identificazione a massa è un'identificazione in assunto di base con un gruppo che può promuovere la violenza o che può addirittura generare violenza, come sta accadendo continuamente oggi tra i ragazzini e i ragazzi. Allora, riuscire anche qui. Io credo che in questo momento la psicoanalisi sia impegnata in un grandissimo sforzo di non essere moralistica, e perfino a questo livello dobbiamo cercare di non dire la connessione oceanica è buona, l'identificazione a massa è cattiva e patologica. Cioè c'è anche qui la cosa sana sarebbe il transito, cioè il poter immaginare che dall'una posizione si passa all'altra con relativa vitalità e fatica, ma insomma semplicità. Se invece la cosa si blocca, cioè la pulsione di morte interviene a fermare quello che dovrebbe muoversi, transitare, allora sì che diventa un'antitesi. Però la differenza del resto, l'identificazione a massa è anche quello che ci consente di vivere, di fare i gruppi, di coordinarci tra noi, di fare le istituzioni. Poi vorrei tornare sulle istituzioni. Quindi non è detto che sia una cosa orrenda. Allora, soprattutto mi pare che, e questo me lo sono gustato in tutte le relazioni, mi pare che ci sia un tentativo di emanciparsi da un'ottica moralistica, di ordine gerarchico dei concetti e di spartizione del mondo in due, buoni e cattivi, che per un po' di anni in verità, forse soprattutto, almeno per noi milanesi, soprattutto il decennio kleiniano, è stato 80-90, sì, è stato denso di queste robe.
dalle quali, come dice Nino Ferro, noi a Milano siamo tutti figli della Klein, emancipati dalla Klein, grazie anche a Bion. Ecco, basta, mi fermo qui perché poi vorrei riprendere su un altro tema proposto da Alberto. Allora Lorena, Vuole parlare Alberto? No, mi volevo riagganciare adesso, Laura, a questo sentimento oceanico che diceva Freud, che tu chiami connessione oceanica. Perché dunque in questa lettera a Romain Rolland Freud come dire, un po' si lamenta del fatto, si autolamenta del fatto che non riesce a provare questo sentimento oceanico, loro che parlavano sempre di religione e visioni del mondo orientali, no? O religiose direttamente come faceva Romain Rolland. E lui si lamentava che appunto lui non aveva questo sentimento oceanico, questa sensazione di appartenenza. Sì. No, ma che lui questa cosa la raggiungeva con l'intelletto. La poteva capire razionalmente, lui diceva, ma non poteva sentirla. E infatti appunto era proprio su questo che volevo. C'è una grande differenza tra sentire come funziona, come cosa sta rappresentando un'idea o qualcosa che si sta muovendo nella cultura e nel sociale, e invece poterla come descrivere a un livello più razionale e dargli un significato. In questo senso ho fatto una conferenza un po' di anni fa al Maxi di Roma su una mostra d'arte che era in effetti molto strana, molto, molto particolare. Si chiamava Low Form, cioè faceva vedere tutte, io che poi peraltro sono un amante dell'arte contemporanea, ma lì ho avuto qualche tipo di difficoltà, faceva vedere delle opere d'arte che quasi non erano opere d'arte, in quanto erano quasi tutti video, perché c'era questo movimento inconsulto e continuo che non doveva neanche essere fissato in qualcosa. Allora io, parlando di queste low forme, ho parlato anche partendo addirittura dai surrealisti, e mi aggancio pure al discorso che faceva ieri Alberto sul preconscio, no? Su quanto è importante il preconscio, ma quanto poi deve essere, diciamo, quell'aspetto già un po' che accede alla razionale per far diventare qualcosa, per esempio un fatto artistico, una spinta artistica, per renderla possibile, altrimenti diventa, come diceva Freud dei surrealisti, tu hai scritto questa cosa, diventa assolutamente una cosa incomprensibile. Cioè Freud detestava l'arte moderna, sua contemporanea in generale, quella dei surrealisti che l'avevano eletto a loro non so come si può dire, a loro nume, proprio li odiava, perché lui diceva non facevano questo lavoro di attività di agganciarsi al preconscio, ma buttavano direttamente l'inconscio sulla scena senza nessuna mediazione. Allora, c'è stato un ragazzo che si è alzato alla fine quando abbiamo fatto il dibattito. Io avevo parlato in qualche modo del senso, non mi ricordo in che senso, però mi ricordo molto bene che lui si alzò e mi disse che voleva farmi una domanda, o meglio, voleva fare un'affermazione a quel punto. Mi aveva detto, io ci avrò avuto 21 anni, 22 anni forse, per la mia generazione la domanda di qual è il senso proprio non ha senso, non sta da nessuna parte, cioè io non riesco neanche a capire lei che cosa voglia dire con questo non avere senso. Allora io gli ho infilato una frasetta di Castoriadis per calmare un po' le acque, gli ho detto Castoriadis diceva per esempio che la psiche non ha bisogno di latte, ha bisogno di senso, e che quindi il nutrimento del pensiero, della psiche, ma anche dell'emotività tutta, poteva essere data dal senso. Appunto, ma io stessa poi mi stavo chiedendo allora, me lo chiedo da sempre, ma qual è questo senso? Allora, il senso probabilmente, io credo che quasi tutti noi lo riteniamo qualcosa di costruito collettivamente.
perché quello anche che sta succedendo, secondo me, è che spesso, a parte questo ragazzo, diciamo, in crisi con questa attribuzione di senso, c'è invece una pluriformità ed un eccesso da parte dei giovani, ma non solo loro, di attribuzione di sensi del tutto individuali. Cioè prima noi quante volte abbiamo parlato, detto, pensato, Bion per esempio diceva che se il senso, insomma, se il pensiero, diciamo, se il mito proposto era del tutto individuale, diventava un delirio, lo sappiamo, ma non solo in termini bioniani. Cioè quando il senso è dato soltanto dal tuo sentimento, da quello che tu individualmente ritieni la cosa da portare sulla scena, che anzi deve coinvolgere tutti, deve diventare addirittura, come dicevate voi, una presa di coscienza, insomma, a massa in senso negativo. Lì però non si capisce più qual è la cosa che appartiene al collettivo. Si fa subito un salto per cui viene proposto in una maniera, come si vede qui, violenta, molto violenta spesso, no? Questo senso che dovrebbe essere comune, ma non può essere comune intanto perché ognuno ha il senso proprio. E non è vero che noi analisti dobbiamo essere tanto bravi da stare lì a riconoscere e a promuovere sempre il senso individuale, il senso soggettivo, perché quello se avviene automaticamente perché nel percorso, nello sviluppo di un'analisi e di una persona proprio nella vita diventa evidente che viene, grazie. Quello che ha fatto Laura quando ha detto al suo paziente, infatti. C'è un argine, è il senso che deve, appunto, allora, si deve stabilire un senso comune. Se il senso comune è ideologico, come ieri molto bene diceva Alberto, allora però non è neanche più un senso comune, no? Allora diventa un'imposizione e l'ideologia funziona su un altro piano, a un altro livello, funziona sulla negazione, funziona su degli apparati che proprio non comprendono un'evoluzione del discorso, un'evoluzione della persona. Per cui io sono molto turbata sempre dal vedere quanto questo tipo di quasi, insomma, è un po' nuova, nel senso che negli ultimi anni è diventata veramente molto molto prepotente questa richiesta di essere rispettati per quello che si è. Adesso io non voglio fare un discorso che richiama invece indietro delle situazioni in cui bisogna avere dei canoni fissi, però non si può neanche appunto dimenticare che ci vuole per qualsiasi soluzione che si prende su un piano di realtà appunto un lavoro collettivo, quindi un lavoro di elaborazione personale, ma soprattutto un lavoro di elaborazione che radica il personale nel senso collettivo, perché sennò veramente non si riesce a capire. Siamo invasi da situazioni di diritto, nessuno sa più che vuol dire il diritto a fare questo, il diritto a fare tutto. Ora, pure lì bisognerebbe capire molto bene che vuol dire avere un diritto. Un diritto è qualcosa che riguarda appunto una collettività che si muove con un fine, forse con un senso. E poi adesso chiudo. La domanda appunto che veniva fuori poi ieri alla fine del mio discorso, ma anche alla fine di molti discorsi, era proprio quella di riuscire a immaginare verso che cosa stiamo andando. Allora, se per esempio, come è successa nella situazione di Bergamo, che io non so quanto motivatamente, spero una parte molto più grande di quella che ci hanno fatto vedere fosse motivata, ma se non si sa quanto motivatamente non si facevano più delle sepolture, si portavano via i camion con parenti, amici che le persone non vedevano più improvvisamente perché erano stati ricoverati, isolati per molto tempo. Quello, per esempio, ha scardinato un'idea profondissima sulla quale la nostra collettività si basa,
che è quella della sepoltura, ed è un'idea antica, non è un'idea solo occidentale, è l'idea di tutta l'umanità. Cioè ci sono varie forme, ci sono vari modi, c'è pure chi espone... Antico, certo. Ci sono, certo. Si espongono pure, non so, in India i corpi per farli mangiare dai corvi, si fanno migliaia di cose, migliaia di rituali, migliaia di... Evidentemente ci sono migliaia di rappresentazioni di che cosa è un corpo e di come può andare a finire, no? Ma questo non elude mai il fatto che quello è un momento collettivo dove si riprende contatto con la morte, col morto, con l'individualità, col senso, appunto, che ha per una collettività la morte. Se no veramente non possiamo dare il senso soprattutto a questa cosa che riguarda l'universo intero, cioè il fatto che si muore, no? Tocca a me. Mi mettete in difficoltà perché siete così bravi. Io sono un po' negato nelle discussioni perché quando sento le relazioni altrui ho sempre bisogno di parecchio tempo per ripensarci su, rivedermi il ragionamento, queste cose qua. Quindi mi scuso se non riesco a fare dei discorsi così belli come hanno fatto loro. Mi scuso con voi che mi ascoltate e vi dico qual è stato il mio come dire, il mio sentimento, ecco, e poi allora i due pensierini che ho messo in croce relativamente alle relazioni che ho sentito ieri, che mi sembravano che esprimessero tutte comunque la questione. Non si sente? Adesso meglio? Un po' meglio. Il dritto, nel senso di starci davanti. L'idea di mangiarmi il gelato? No, non sarebbe male. No, allora dicevo, la questione che a me è parso, ma a me, quindi, che ha toccato un tasto mio comunque, è quella di che cos'è la realtà. Questione, perché il diniego, abbiamo tante volte detto e in tanti modi detto e tanto declinato la modalità di esercizio di questo meccanismo, il diniego si esercita sulla realtà. Allora mi sono chiesto, ma abbiamo fatto anche una riflessione sulla percezione? Perché il problema è quello di stare a vedere cosa e come si denega, o si denega. A me pare che sia importante che ci concentriamo dal punto di vista psicoanalitico sulla percezione, perché la percezione è un processo misterioso che deneghiamo costantemente. Noi diamo abbastanza per scontato, dopo naturalmente ci sono tutte le riflessioni sull'allucinatorio, sull'investimento e via di seguito, però diamo abbastanza per scontato nella realtà quotidiana e spesso anche nella clinica il fatto che percepiamo, ma in realtà sappiamo tutti che abbiamo un problema di stimoli che arrivano, che colpiscono le nostre superfici sensoriali e che poi compaiono delle percezioni. In mezzo, il tragitto dallo stimolo alla percezione, alla costituzione del percetto, diciamo, c'è tutto un percorso inconscio che vale la pena di studiare e cercare di capire. Perché dico questo in relazione al diniego? Perché è lì che si possono fare diverse ipotesi. A che livello si esercita il diniego? È entrato qualcosa oppure no? Allora si può ipotizzare, per esempio, che il diniego comporti un investimento così forte
sulla nostra superficie sensoriale da poter annullare lo stimolo. Prima ipotesi, molto esagerata secondo me, ma però insomma. Seconda ipotesi, che l'investimento avvenga nell'ES prima che gli effetti degli stimoli si colleghino alle tracce amnestiche o alle rappresentazioni di cosa. Qui è un'ipotesi più delicata, perché naturalmente si deve pensare a una zona, a una qualche cosa per cui lo stimolo possa essere bloccato a quel livello lì. Terza ipotesi è che viceversa il diniego si eserciti sulle rappresentazioni di cosa dell'inconscio e dell'essere in modo specifico, ma voglio dire, queste tre ipotesi sono ipotesi che hanno svolgimenti diversi e che hanno implicazioni diverse anche dal punto di vista clinico, io credo. Che cos'è che viene denegato e come e dove e che conseguenze ha e a che livello. Per esempio nella prima ipotesi, certamente se viene bloccata la superficie sensoriale, il livello interno viene da questo punto di vista, tra virgolette, risparmiato. Negli altri due casi no, certamente. In ogni caso, ecco, mi sembrava che sarebbe importante poter declinare un modello teorico del diniego, potendolo specificare in termini topici, dinamici ed economici, perché in ogni caso comporta certamente un consumo di energia notevolissimo. E naturalmente a questo punto mi ero riguardato indietro e mi ero detto, ma insomma, perché diavolo, mi è venuto in mente un altro termine, ma perché diavolo ti viene in mente questa cosa qua? Come mai ti metti a pensare a come possiamo pensare davvero le piccole modalità, diciamo così, meccaniche, le micromeccaniche del meccanismo del diniego? E mi sono detto, vabbè, queste sono ipotesi che possono essere anche campate per aria. A questo punto mi è tornato in mente il povero Diogene, che è un mio amico di antica data, di antichissima data, che 2600 anni fa bloccò Zenone e effettuò una critica particolare, specifica a Zenone. Zenone aveva appena espresso il paradosso dell'Achille e la tartaruga e aveva dimostrato dal punto di vista logico che era impossibile che Achille riuscisse a acchiappare la tartaruga. Diogene si alzò e, senza dire nulla, in perfetto silenzio, fece alcuni passi e con ciò collocò la smentita. Ma che smentita? In quel momento Diogene affermò, una volta per tutte, che il pensiero è una cosa, la realtà concreta è un'altra, che sono due ordini di realtà diverse, ma di realtà. Diogene non pretendeva di smentire il ragionamento di Zenone, che era inappuntabile, ma teneva a segnalare queste due realtà, e credo che qui la realtà riguarda anche noi altri, la realtà delle ipotesi teoriche, del come possiamo noi pensare a questa realtà come a una realtà che non ha direttamente a che fare con la realtà materiale concreta, perché questo poi è il punto delicato. E allora questo pone, a mio avviso, qui torno, ognuno ha il suo pallino e, come sapete, ogni botte dà il vino che ha, quindi a questo punto io arrivo al mio ticchio.
si pone la questione appunto del metodo, cioè del cos'è che giustifica allora, che può giustificare il come si arriva a costruire una teoria. Questo è un punto, perché altrimenti chiaramente chiunque in qualunque modo può dire qualsiasi cosa, per carità di Dio, però quello nostro è un pensiero che qualifichiamo come psicoanalitico. Allora, per essere psicoanalitico dovrebbe seguire un metodo. Questo metodo, come lo elaboriamo anche per costruire delle teorie, punto di domanda, e in modo particolare non dovremmo dedicarci, io credo, a uno sforzo teoretico, cioè a come cercare di costruire una teoria della conoscenza, visto che naturalmente sappiamo che in tutti i campi c'è una crisi delle teorie della conoscenza, ma per noi altri è assolutamente fondamentale arrivare a pensare un qualche cosa che possa chiamarsi teoria della conoscenza psicoanalitica. Ecco, io mi fermo qui, ma era per dirvi i problemi che mi erano stati suscitati e che niente, mi occuperanno, penso, nei prossimi giorni a ripensarci su. Grazie. Mi pare che siamo passati dal micro al macro da un certo punto di vista, perché Maurizio poneva la questione del rappresentarsi la rappresentazione. Ieri ne aveva parlato Marco La Scala e tu adesso parlavi a livello macro come ci si rappresenta la costruzione teorica, che è una rappresentazione. E quindi dal micro al macro stiamo girando attorno a che tipo di lavoro attivare, sia a livello individuale nel momento in cui stiamo facendo una ricerca su noi stessi, sia a livello collettivo se stiamo facendo una ricerca sul nostro ricercare. Se posso, certo. Ma vorrei giusto reagire rapidamente alle questioni che sono state poste, alcune questioni che sono state, reagire ad alcune questioni che sono state poste, ma sono tantissime. Intanto partirei da una dimensione che credo essenziale nell'esperienza analitica, soprattutto per noi, credo che sia un dato assolutamente condivisibile, e cioè il fatto che la ricchezza della vita psichica, la salute della vita psichica non sta nella fedeltà della registrazione dell'esperienza. Questo lo diceva già Edelman quando parlava della necessaria infedeltà della memoria. Quando parlava cioè della necessaria infedeltà della registrazione della traccia, perché solo l'infedeltà della registrazione della traccia permette il principio di generalizzazione. Cioè noi possiamo passare da un'esperienza all'altra solo grazie alla sua approssimazione. Questo è importante perché non soltanto stempera, diciamo, le piccole differenze tra di noi, nel senso che sono proprio le piccole differenze che ci permettono di ampliare il campo, no? Mentre quando cerchiamo di abolirle entriamo nel narcisismo delle piccole differenze, che è un altro tipo di operazione, no? Che è un'operazione di pulsionalizzazione delle difese o delle piccole differenze. Credo tra l'altro che questa questione sia al centro anche della domanda di Alberto a proposito del rapporto con la teoria, nel senso che è soltanto lo scarto paradossale con l'esperienza che permette in qualche modo alla teoria di fondarsi. Se la teoria, come dire, fosse la registrazione pura e semplice dell'esperienza, oppure se collassasse su di essa, non avremmo quella che Donnay chiamava l'operazione meta, cioè l'operazione, come dire, di distanziamento che permette sia la ritrascrizione sia la generalizzazione.
Trovo interessante, vado velocissimamente ovviamente, trovo interessante la ripresa che tu fai della lettera 52, perché in qualche modo tutto il problema topico, no, che tu poni si riferisce esattamente alla lettera 52. Io penso che valga la pena di operare diversamente, anche se riconosco, diciamo, l'utilità della proposta che tu poni. Potremmo pensare per esempio che tutto sommato è anche la proposta di Urrakami nel Genio delle origini, quando generalizza la questione del diniego a tutte queste operazioni. Io invece penso che possa essere utile, e questo riprenderebbe anche l'intervento di Patrizio a proposito della differenza fra arcaico, primario e originario, valga la pena di riprendere la lettera 52 di Freud a Fliss del 1896 a proposito, diciamo, dello statuto topico della trascrizione delle tracce. Allora potremmo pensare, per esempio, che diciamo, la prima operazione a proposito, diciamo, della iscrizione delle tracce percettive comprende la forclusione, definisce la forclusione, il rigetto, mentre la seconda operazione nel passaggio dal percettivo all'inconscio istituisce la negazione. Il terzo punto, il passaggio dalla traccia inconscia a quella conscia, definisce la rimozione. Questo darebbe adito a una differenziazione topica, diciamo, dei diversi meccanismi di difesa, che rendono conto però anche del diverso grado di funzionamento dell'operatività clinica dei vari concetti, perché ci situano effettivamente da una parte in una serie di strutturazioni psicopatologiche differenti e una serie di funzionamenti diversi, dall'altra proprio nella diciamo, assunzione totale del problema delle trascrizioni ci permettono di comprendere meglio come all'interno, per esempio, di una stessa seduta un materiale clinico, un'esperienza clinica può oscillare tra diverse modalità di funzionamento. Qui entra in gioco tutto il problema della nosografia e il problema della diagnosi. No, io penso che valga la pena di ricordare che in fondo la vera nosografia analitica è la nosografia del funzionamento mentale in seduta. L'altra grande questione è quella che è stata posta anche da Laura della sospensione del desiderio, no? Io penso che lì abbiamo veramente qualche cosa che incontra il problema posto prima da Patrizio, cioè il problema di come fare barriera dinanzi a un reale che è comunque troppo continuamente eccessivo, no? Continuamente eccessivo. Allora io penso che il senso, per esempio, sia una vettorizzazione, no? E io credo che questo sia un tipo di problema che si ritrova in una marea di fenomeni individuali e collettivi, in cui vediamo individui, gruppi, interi strati sociali, interi strati della storia, potremmo dire, resistere a questa vettorizzazione, anche per esempio attraverso o l'invenzione di un arcaico, l'invenzione del Corano, per esempio, no? Ricordava un mio amico di Parigi, Jacques André, che nel momento in cui i poliziotti fecero irruzione in una di queste sedi islamiste, di terroristi, quelli che avevano assassinato i giornalisti di Charlie Hebdo, trovarono il libro, quello che in francese è Le Coran pour les nuls, cioè tutto quello che volete sapere sul Corano, ma potrebbe essere l'histoire pour les nuls, eccetera, eccetera. Sì, vabbè, comincia a parlare in francese. Scusate, dislocazione. No? Allora, come dire, è anche l'invenzione antivettorializzante, antistoricizzante, no? Che fonda questa resistenza. Un'altra cosa che mi pare interessante è la questione del sentimento oceanico. È interessante che uno, secondo me, degli autori italiani che più è intervenuto su questo problema è proprio un milanese, cioè Facchinelli, che in un suo celebre lavoro ha criticato moltissimo, no? La questione della resistenza freudiana all'oceanico, al mare. Apro una parentesi pubblicitaria, noi stiamo per pubblicare il prossimo numero di Frontiere, che è dedicato a Facchinelli Pontalis, un numero doppio, e la cosa interessante che abbiamo riscontrato è che entrambi gli autori che in qualche modo occupano una posizione discordante, decoincidente, per riprendere il termine che tu usavi, rispetto all'istituzione, valorizzano enormemente la questione dell'oceanico. Quando Facchinelli dice non l'oceano è il simbolo della madre, ma la madre è il simbolo dell'oceano,
sta a indicare un tipo di funzionamento, un tipo di apertura, un tipo di operatività che è completamente diverso da quella indicata nella resistenza freudiana. Voglio solo dire da questo punto di vista che certo allora questa questione del sentimento oceanico da una parte porta al sentimento in massa, perché no? No, al funzionamento in massa. Dall'altra porta alla pista indicata da Fachinelli, che è un altro tipo di operazione psichica da considerare, e la terza pista che io indicherei è la questione paradossale che all'interno di questa dimensione che è antivettorializzante, antisenso, antistoria, eccetera, 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 però riemerge prepotentemente la questione dell'identità. In un lavoro che mi permetto di citare, di Balsamo, sul sessuale, pubblicato in Frontiere, cercavo di analizzare la questione della fluidità sessuale, tutte le questioni che in termini di una difesa, di una lotta, di una costruzione identitaria, cioè come se ci fosse un bisogno paradossale che oscilla tra una istituzione identitaria e dall'altra un ricorso a una gemellarità pazzesca. Mi è venuta in mente la discussione che è stata fatta a Roma a proposito di un libro di un analista omosessuale, Boulet, Queer Psychoanalysis. Allora, la cosa interessante non è il libro, che è mediocre, non sono le tesi esposte dall'autore, che sono contraddittorie, confuse e assolutamente discutibili. C'è una sorta di rappresentazione della psicoanalisi, possiamo dirlo apertamente, assolutamente ridicola, e bisogna dirlo in certi luoghi che noi, come dire, ci mescoliamo a delle critiche dei saperi che non riconosciamo essere abbastanza indecenti, come quando per esempio Foucault nella volontà di sapere dice che il problema della psicoanalisi è la volontà di obbligare il paziente a confessare, no? Mentre noi sappiamo che il paziente che vuole confessare ha un sintomo enorme che impedisce il rapporto con se stesso, e quindi l'analisi può iniziare solo quando il paziente smetterà di voler confessare qualcosa. Ma allora la cosa interessante era questa: nelle risposte del pubblico, le quali dicevano, le varie persone intervenute dicevano più o meno questo: io non potrei mai fare un'analisi con un analista che non avesse i miei stessi gusti sessuali, no? Che è molto interessante da questo punto di vista, perché ripropone un tema paradossale che forse in qualche modo avete indicato, che è il tema, potremmo dirlo così, del riconoscimento della vita, della specularità, della gemellarità, cioè di un funzionamento in doppio. Allora però questo riporta alla domanda iniziale di Laura, cioè che cosa abbiamo combinato noi perché, come dire, le generazioni cerchino di rimettere in moto un meccanismo di funzionamento in doppio tramite questa gemellarità disturbante da un certo punto di vista, ma così identica a se stessa? Il dibattito lo facciamo dopo. No, volevo richiamare l'attenzione sul fatto della dislocazione di Maurizio, che a un certo punto si metteva a parlare in francese. Perché è Mi capita quando sono stanco. No, ci capita quando siamo tanti. Dentro. Ah, ok. No, ma volevo sottolineare il fatto che stiamo parlando di una molteplicità orizzontale, e in questo caso tu sei ben consapevole della molteplicità che si gioca dentro di te, e di una molteplicità verticale, perché quella di cui parlavi tu prima è una molteplicità, io di livelli, io li avevo chiamati strati, e in questo modo arrivo a fare anch'io un po' di pubblicità. Il prossimo numero del Knot Garden, che sarà sull'S, oltre a questa cosa sugli strati dell'S, ma c'è un lavoro di Silvia Mondini su una lettura dell'S coniugata col surrealismo, e questo si collega a quello che dicevi tu, e quindi ci saranno parecchie cose che possono incuriosire. Addirittura già. No, lei voleva dire qualcosa, tu anche mi pareva che volessi dire qualcosa.
Ripetiamo quell'ordine di prima, se vuoi. Partire proprio riprendendo da una cosa che aveva detto, riprendendo una cosa detta da Lorena sulle sepolture, anzi le mancate sepolture di Bergamo, nel senso che non abbiamo parlato granché, ne abbiamo accennato tutti perché è un po' all'origine di tutti questi discorsi, è l'elaborazione del lutto e la mancata elaborazione del lutto e del lutto collettivo, di cui effettivamente il funerale e la sepoltura fanno parte. Però mi è venuta in mente un'Antigone molto particolare. La mamma di un mio paziente molto disturbato, che gli aveva lasciato in eredità questo proverbio: quando muore qualcuno, una messa e un pugno di terra e via. Cioè si fa una celebrazione rituale assolutamente conformista, diciamo così, e poi si passa alla propria vita, che rendeva bene l'idea non solo del fatto che lui sembrasse non avere strumenti psichici per elaborare la sua esperienza, ma anche proprio che non gli era mai venuto in mente che potessero esistere strumenti psichici attraverso i quali elaborare la sua esperienza. Allora, questa credo che sia una cosa abbastanza diffusa, nel senso che si collega con questo vivere nel concreto, vivere in un concreto un po' determinato dal consumismo, dal capitalismo e dalla svalorizzazione e forse diniego della necessità che abbiamo tutti di fare un lavoro psichico. Allora, mi chiedevo queste cose per riportarmi poi a quello che diceva ieri Alberto sulla nostra cara istituzione psicoanalitica, nel senso che anche lì evidentemente non c'è un lutto da fare, ci sono 10.000 lutti da fare, il primo tra i quali è la perdita di centralità culturale, no? Dagli anni *80 ad oggi siamo caduti nell'anonimato, nessuno ci conosce più, mentre negli anni '80 eravamo al centro di dibattiti. Quindi innanzitutto c'è questa faccenda del lutto. L'altra cosa, c'è questa strana roba che mi sembra un diniego di quello che è il nostro mestiere, la nostra tecnica, che quando parliamo del cambiamento è come se ci proponessimo delle utopie che hanno un punto d'arrivo preciso, che è come il nazismo, il fascismo, il marxismo, cioè tutte le utopie che hanno un punto d'arrivo ben definito sono condannate a questa roba qui. Allora, io faccio pubblicità invece a un altro, Enrico Donaggio, che ha scritto un bellissimo piccolo libro, ma ormai da diversi anni, io lo cito da diversi anni, che si chiama appunto Dire di no, il coraggio di dire di no, piccole utopie. Allora lui parla delle piccole utopie di cui di piccole utopie attraverso le quali è possibile realizzare un cambiamento, tagliando le cose con l'accetta al contrario delle grandi utopie, come dicevo prima. Le piccole utopie però cosa vuol dire? Che non si fissa il punto d'arrivo, che si segue quello che accade, che accidente è quello che facciamo in seduta. Mica decidiamo che il paziente tra 2 anni dovrà diventare così e così. Quindi è una dimenticanza, un diniego del nostro assetto nel momento tecnico, ed è anche proprio una difficoltà a immaginare di seguire quello che ci sta accadendo e di vedere in che direzione porta, senza prefigurare, ma senza nemmeno girare la testa dall'altra parte, che non è una cosa facile, è molto affascinante quando la si fa, ma non è una cosa facile. Quello che invece vediamo nella nostra istituzione, ma anche in tutte le altre, a cominciare dal governo, per carità, non siamo soli e unici, è che per favorire il cambiamento si incrementa la normativa, come se incrementando la normativa si favorisse che le persone
cambino nel loro atteggiamento. Allora questo mi sembra in generale un Antigone al rovescio, che vuole una sepoltura, ma vuole una sepoltura un po' come quella di Bergamo. Andiamo oltre, no? C'è un problema, bene, facciamo così, mettiamo una nuova norma e andiamo oltre, senza soste di elaborazione. Volevo dire solo questo. Sì, è questo? Si sente? No, volevo... Ci sono molte cose che adesso non so come combinarle insieme, ma tu, Maurizio, ieri, mi sembra, avevi detto che perché ci possa essere stato un diniego, ci deve essere stata una credenza originaria, ho capito bene? O un fallimento della credenza, quindi ci deve essere stata un qualcosa che ha messo insieme, ma non nel senso dell'alterità, nel senso casomai della combinazione. Era questo che dicevi? Beh, se è una cosa breve non fai un comizio, sì. È una rispostina normale. Cioè. No, intendevo dire semplicemente che diciamo, la vita psichica, nella sua funzionalità, necessita di un dire sì originario. Mentre l'operazione di diniego radicale sembra manifestare invece un dire no originario. Naturalmente tutta la questione è come mai l'altro non è credibile nella sua parola, questo è il punto. Era un tema di credenza e di credibilità, quindi però era anche un tema di alterità. Mi sembra che sempre restando nel tuo discorso che è cominciato l'altro giorno con il tempo, cioè tu parlavi di Didi Huberman, no? Di questo modo che ha Didi Huberman, a proposito, per riprendere questi discorsi sulle sepolture, di pensare che le immagini insepolte, cioè che tutto l'arcaico che può, io non so se insomma si è conosciuto Didi Huberman da voi, forse sì, c'è questa meravigliosa costruzione mentale e fisica che Didi Huberman ha fatto di questa struttura quasi che si chiama mnemosine, Warburg, cioè il discorso sulla struttura di Warburg che adoperava delle vecchie immagini cercando di ritrovare nel presente, come la ninfa per esempio, cioè di seguirle attraverso un percorso storico-culturale immaginifico per vederne la continuità. Allora tu dicevi appunto questa continuità come comprende, diciamo, il diniego, cioè, o meglio io ti chiedo come questa continuità che tu stesso pure riconosci come essenziale perché riguarda un ripescaggio di un arcaismo che non è mai arcaico del tutto, è il fondamento, anzi potremmo dire, come tu dicevi appunto, questa originaria credenza, no? C'era una ninfa che significava tante cose, nel corso degli anni delle culture del tempo ha assunto vari significati e ha assunto varie immagini. A un certo punto, cioè, come se si diventa parlante, non è più sepolta, diventa insepolta, cioè emerge. Pensavo a quel libro bellissimo, che penso che una volta ne abbiamo anche parlato, che era Scorze di Didi Huberman, che è un libro veramente, non so se tu lo conosci Alberto. No, so, ma non... È un libro incredibile, un piccolo libro. Sì. Lui va ad Auschwitz, a Buchenwald, con un suo amico fotografo molto bravo, e per fare una visita, ma il fotografo anche fa delle riprese, eccetera. E lui comincia questo discorso, si chiama Scorze, perché la prima cosa che vede e di cui racconta sono le scorze delle betulle che stanno intorno al campo, delle betulle che fanno venire in mente tutt'altro, no? Dei bellissimi giardini, oppure comunque cose floreali, profumate, meravigliose. Invece poi quelle betulle avevano visto le betulle, gli orrori più terribili. Ma la cosa molto bella di questo piccolo libro è che a un certo punto lui si affaccia con il suo amico sulla torretta dalla quale
le SS guardavano i campi, anche quelli dove poi sarebbero avvenute gli incenerimenti, e lui si chiede a quel punto: ma io come faccio a parlare di una cosa che è avvenuta realmente qui, che tutti vanno a visitare, io pure sto visitando, guardando, no? Come faccio a rappresentarla? Cioè, la rappresentazione a quel punto, no? Cosa diventa? Cioè, deve diventare una cosa che come richiama fuori un morto, tira fuori un morto, lo fa resuscitare. E allora lì, insomma, lui si pone tutto un problema, adesso è lungo da spiegare, dove però la rappresentazione diventa lo stesso un dovere, perché a quel punto tu non puoi non rappresentare questa cosa, anche se non la puoi far vedere per quello che è stato e non potrai farla vedere mai più. Questo è il dramma pure del libro, no? Di Scorze, che quello che potrai vedere e far vedere magari sono quelle belle, romantiche scorze dell'albero, no? Ecco, allora io penso che questo succeda molto facilmente nella situazione analitica, anzi forse è quello che succede sempre. Cioè tu ti trovi sempre di fronte a queste immagini insepolte per il paziente, come diceva prima Laura quando ricordava che io avevo detto, vabbè, a un certo punto il diniego può pure creare una zona di verginità, no? Sulla quale può introdurre la speranza, l'illusione, però è pure vero che, diciamo, l'impatto con questa realtà, quella brutalità delle cose che piace a me, è un impatto sempre con questo qualcosa di brutale che tu non potrai mai trasformare ritrovandolo davvero, no? Lo potrai circoscrivere, lo potrai disseppellire, ma non lo potrai mai incontrare. Direi che questa prima parte la riteniamo esaurita, credo siamo contenti. Non è un caso che più di una volta sia scappato di dire l'altro ieri, sì. Era solo ieri, e questo dà la misura. Sì? Ah, sì. No, scusa. Vai. No, era solo per dire che evidentemente c'è stata talmente tanto che sembrava l'altro ieri. Alberto, volevi aggiungere? No. Bene. Chiudiamo, facciamo il break. Sono tutti di corsa a prendere il caffè. Allora, non siamo nei tempi, ma siamo messi